Un'auto che si spegne all'improvviso nel cuore della galleria di Segusino è l'ultimo e più preoccupante episodio di quella che oramai sembra essere un'emergenza legata al gasolio contaminato. Dopo i primi 4 casi denunciati la scorsa settimana da Adiconsum, 3 rifornimenti effettuati nel Bellunese e 1 nel Trevigiano, le segnalazioni continuano ad aumentare. Pesanti i danni ai motori delle auto, dai 3 ai 4.000 euro ad ogni intervento. Negli ultimi giorni l'Associazione dei Consumatori ha raccolto altri 4 casi documentati. Oltre alle province di Belluno e Treviso, ora risultano coinvolte anche Venezia e Udine. Questa mattina sono arrivate 7 segnalazioni di rifornimenti fatti a Belluno, fatti a Trichiana, fatti a Mestre, fatti a Montebelluna, fatti a Sappada, fatti persino in Val di Fassa, tutti accomunati dal fatto di essere approvvigionamenti di gasolio che hanno bloccato il motore della macchina. Tra gli episodi segnalati un rifornimento sul terraglio a Mestre con l'auto finita in panne e un altro a Sappada. Secondo le diagnosi dei meccanici, in tutti i veicoli sono stati trovati acqua e agenti contaminanti nel filtro del carburante, ma nel caso dell'auto rimasta bloccata nella galleria di Segusino sarebbero state rilevate perfino alghe all'interno del circuito del gasolio. Il problema è molto diffuso. Vi sono problemi nella catena di approvvigionamento del gasolio che si riverberano poi sui distributori, sulle pompe e alla fine sul consumatore. Un elemento che secondo Adiconsum conferma come il problema non riguardi un singolo distributore. Le verifiche effettuate dall'associazione indicano infatti il coinvolgimento di impianti appartenenti a marchi diversi, dalle pompe bianche ai grandi operatori internazionali. L'associazione ha già attivato il proprio ufficio legale per assistere gli automobilisti danneggiati, ma ora chiede un confronto urgente con le associazioni di categoria del settore. È importante chiaramente avere copia dello scontrino del pieno, copia della diagnosi del motore, copia di eventuali preventivi e presentarli presso la nostra associazione. La cosa importante che noi chiediamo per la sicurezza dei cittadini e per la sicurezza dei consumatori è un tavolo di confronto con le associazioni che rappresentano i distributori per capire dove il problema è nato, per capire come risolverlo e soprattutto per capire come venire incontro ai consumatori che si sono trovati con danni notevolissimi, ma anche come risolvere il problema di sicurezza che deriva da questi problemi sulla filiera di distribuzione del carburante.